Vai ragazzi, Andrea, io ti dico di fare pedone. Pedone, Pedone. va bene. Giochiamo E4. Oh! Ah, ti dico pedone, sì. Pedone, Pedone. volevi fare per D5. Sì, perché non so nulla, Adesso? pedone. Ok, cavallo. Non sai nulla però. Dici che non sai nulla, però per ora stai Aspetta, aspetta, giocando. qui. Ok, ok, occhio che vedo, vedo, Ah, vedo. ah, vedi anche delle mosse. Eh Ah, sì. Ok, a questo punto alfiere. era un gambetto. Ah, no. Ok, questo è un gambetto, no, non conosco assolutamente nulla. Ehm, Credo che non Alfiere funzioni di più il 7 gambetto. errore, alfiere di 7 errore. Fede di 7 errore? Ah, perché è vero, perché stiamo condividendo lo Sì, sì, schermo. sì, Prima non è facevamo più. che ti mandavo il link, io potevo fare le frecce, no? Alfiere di 7 errore, aiuto, aiuto. Sì, perché? Errore teorico, perché si cambia struttura. Vabbè, però fa nulla. Ti dico re. Sì. L'errore è che di per C5 andava a stare meglio, cambiavi struttura di per C5 a Rocco, però. Vabbè, Pensate. dopo. Vabbè, adesso facciamo. Direi. Ah, ma tu vedi anche dove metto il mouse oppure Sì, no? sì, sì. Ah, ok, devo stare. Direi pedone. Ok. Torre la nuova linea interessante. Ok, ok, ok. Il pedone, gioco questo. Solo tu volevi forse prendere, però questo secondo me gli crea più problemi. Mm. Perché secondo l'interpretazione moderna di questa linea non bisogna prendere in di qua. Ok. Che cosa farà lui? Cavallo e 7? Non ho idea, forse prende in C3. Ok, prende in C3 direi cavallo premove. E se gioca. Sì, penso cavallo e F7 l'altra. Che altre mosse può. A Rocco lungo penso che non No, esista. troppo. No, non lo so. No, esiste, però è cattivo. Cavallo H6 può giocare. Ok. Ok, a questo punto, visto che non vogliamo giocare di torre, Sì, non è male. così aspettiamo che catturi lui. Perché il problema è che noi non possiamo neanche togliere l'alfiere C1, no? No, per ora, ma non è grave. Però, per esempio, in questi casi non è male a 3 perché a volte si gioca a B4, a Ok, volte, però se con il pedolino A2 c'era il piano di cavallo di 2, B3, lo forzi a prendere. Ah, ha preso in C3 davvero. ha preso in C3. Un pazzo. È un folle. No, scherzo. No, però non penso che sia granché prendere la mossa che ha fatto. Mm, Dovremmo interessante. stare un pochino meglio, no, adesso? Io vedo, dimmi se vedo male, io vedo come possibile piano un cavallo B5 e alfiere 3. Qua il piano tipico è magari è alfiere 3, cavallo A4, torre C1, B4, più col cavallo Ah, A4, anche però perché perde la regina con alfiere 3 cavallo a 4. no, in realtà no, perché la sposta, però uguale. Vabbè. No, qua è interessante. Faccio una mossa tipica fortissima contro cavallo E7. Pensa dove vuole andare il suo cavallo. Ok, ok. Perché cosa farebbe Alfa Zero qua? Non dirmi. Profilassi contro il suo sviluppo. Lui vuole giocare cavallo G6, no? E quindi Quindi H4, H5? H4, no, H4.
Sì, non necessariamente H5, se gioca per esempio, penso che la primissima volta che ho giocato questa variante, che ho fatto una blitz di allenamento, mi hanno fatto cavallo H6 e lì ho fatto H4 che non c'entra nulla perché mi mette il cavallo in G4, è orribile Ok, ok, H4 contro ok, cavallo cavolo H. H6, Ma cavolo però H6 come si fa a giocare? Non glielo prenderesti subito? vabbè, adesso cioè, è andato in G6 lo stesso, quindi adesso qual è la Eh sì, mossa adesso ovvia? per forza quella H5. Sì, sì, non riesce più a Adesso svilupparsi. ritorna indietro dove era prima. Però è già un disastro, no? Per Sì, sì, lui. sì, in teoria sì. Ehm, Dai, dai, che lo spaziamo via qua. tu prima mi dicevi parlare di alfiere 3 subito, ma non arriva a D4 immediato. Cavallo Però A4. qua vedo tante cose belle. Allora, a me piace sempre cavallo B5. Però magari se su alfiere 3 di 4 lì è cavallo B5 davvero. Scusami? No, che su alfiere 3 di 4 magari cavallo B5 lì è devastante. Alfiere 3, D4, cavallo B5. Lui ti prende l'alfiere, Tu entri in D6. tu entri in D6. Ah no, però aspetta, cavallo di 6, re di 8, cavallo per F7, re C7, ti sta minacciando di per F2. Vabbè, però su alfiere 3 di 4 tu hai anche cavallo a 4 se vuoi, no? Quindi Sì. dovrebbe cadere. Però non lo so, magari è meglio la tua. No, no, no. No, aspetta, alfiere 3 di 4. Ma su alfiere 3 di 4, per esempio, anche cavallo per D4, cavallo per D4, donna G4, dovresti stare meglio te, no? Cavallo, alfiere per... Cavallo per D4, cavallo per D4. Donna G4. Donna G4. Lui toglie il cavallo. Ma è inchiodato. Ah, perché c'è l'alfiere ancora, c'è ancora l'alfiere. Wow. Ah no, però scusami, no, però cavallo C6 lì è cavallo C6, ho detto una sciocchezza. Ah, c'ha l'altro cavallo. Allora vuoi provare la bruttissima cavallo B5? Vabbè, scegli, no, non lo so, a me piace anche, allora tu devi dire il pezzo, di il pezzo io decido. Allora. Ok, dico cavallo. Va bene. E che in D5 dopo muove ancora lui, dopo cavallo a 4. Ok. Secondo me funzionava anche alfiere 3, ma è qualcosa che scopriremo in analisi. Sì, 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 sì. Ok. Va bene, E beh, a questo punto ti direi al- così subito alfiere, alfiere. subito. Adesso lo metto in F4. Va bene? Ora il piano, quale sarà secondo te il È piano? torre C1. Torre C1, B4, cavallo C5. Torre Sì, sì, C1, sì, sì, B4, sì. B5. Sì, 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 sì. E dovremmo stare meglio noi, no? Ma il suo cavallo in F5 come lo vedi? Perché vedo che, che non durerà molto, no? Sì? Ah, tu ce lo scacci via. Però poi vai in D4. O lo elimini fisicamente. Ah, ok, ok. Poi magari viene una scoperta. Wow, io ti direi pedone. Pedone è come dire tutto e niente, però. Facciamo... sai però... Non so, se avrei spinto, mosso il pedone, però L'avresti giochiamo... tenuto lì. Forse avrei giocato torre C1 ignorando per giocare di Ok, qua. sì, in effetti. Ma non so, forse era peggio però. E a questo punto ti direi donna. Difendere tutto, no? Ah, aspetta, 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 no, no, non mi piace più donna. Scusami. Ti dico sempre porca vacca, che Perché non brutto. ti piace? Però pezzo toccato, pezzo detto, pezzo Vabbè, mosso. perché perdiamo il controllo sul cavallo in A4. Quello non mi piace. Però se pensi che sia buona, falla pure. No, non lo so, il problema... No, non penso che siano scoperte, però penso che ci sia che donna a 5 che rompe un po' le scatole. Ma per esempio già cavallo per E4? No, cavallo per i 5, alfiere per i 5, vinciamo noi.
Ma sì, 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 giusto, 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 giusto. No, questo era il problema. Questa ti dà fastidio, Cazzo. perché devi Beh, ritornare adesso indietro. dobbiamo Cavallo. mantenere le donne, no? Sì, 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 sì. Quindi come facciamo a Cavallo, sì, mantenerle? sì, cavallo, sì, sì. Sì, adesso di 4 rompe le scatole. Ok, ok, ok. Beh, Beh, nel caso cavallo subito se fa quella. se no, E, se non gioca di 4 sta molto peggio. Se gioca di 4 e se sta gioca bene. di 4 poi si prende il pedone in H6, purtroppo. Eh sì. Mm. Abbiamo un pochino di compenso, però. Mm, 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 mm. E per questo io non l'avrei toccato il pedone in linea, che era meglio Sì. continuare con. Era Sì, un sì, 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 massacro sì, come sì, sì, torre sì, più. sì, sì, sì. Però No, ma forse l'ho vinciamo detta distinto così come un piccio, senza pensarci. forse vinciamo lo stesso. Forse vinciamo lo stesso. Mi piace che sei fiducioso. Beh, non ha ancora giocato di 4 che è ovvia. Cambia le donne, prende un altro pedone. Ah già, perché in vantaggio già di un pedone. Vabbè, compenso per un pedone ce l'abbiamo, per 2 non lo so. Però su di 4 comunque abbiamo compenso, per 2 pedoni. Allora, se non fa di 4 ti direi subito pedone alla prossima. No? Se gioca donna per C3 non facciamo. No, te lo dico perché Ok, magari uno mette la pre-move, no? Magari cavallo. uno metteva la pre-move B4 e lui ti fa Ah, donna sì, per sì, sì, C3, sì, te certo. lo dico perché. Così. Vabbè, cavallo, no? Sì. Abbiamo un po' di compenso comunque perché il pedone in D4 è debole, la casa in D6 è debole, però sta meglio lui. Ok, No, però se... non è detto, non è detto. Non è detto, il cavallo in E4 è fortissimo. Esatto, esatto. E Cioè, ti direi sì, alfiere, l'alfiere. alfiere, alfiere, sì. Sì, 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 no, non può ancora catturare in H6. Beh, in realtà ha tanto materiale, no? Potrebbe, però abbiamo un po' di compenso, no? Torre C1, B4, B5, cavallo per Sì. D4. Quindi tu pensi che ci sia compenso? Compenso c'è, no, quanto non lo so. Compenso c'è, non so se è sufficiente per mezzo Ok. pedone, E quel no, penso compenso che che sia. bisogna concretizzare, altrimenti siamo No, però finiti. non so, se. Forse preferisco il bianco, a parte gli scherzi. Cioè, è complessa la Adesso lui partita. farà la manovra cavallo E7, Ma F5. infatti nel video corso, che spero che un giorno uscirà sulla francese, non consiglio donna B6 subito proprio per questo gambetto. Ok, ok. Infatti vedrai che sarà bello il video. E beh, Adesso. è alfiere... non lo cambieresti l'alfiere? Beh, prima farei una mossa Ok, intermedia, ok, no? ok, Cavallo prima, no? ok, ok. Prima arriviamo qui, approdiamo, Se va no? in D8, sempre cavallo, direi. Se va in D8 sì, però non so se prendo in C8 lì, magari li prendo in. Va bene, Ah, adesso adesso... cavallo, no? Sì, sembra che... Sì, ok. E beh, in realtà l'alfiere non è che ha troppe case, onestamente. O giochiamo un torre se vuoi giocarlo. Sì. Fa ridere se vuoi giocarlo quando decidi La te. torre C1 non ti piaceva? Ma è meglio che catturare il pedone in D4 il prima possibile, no? Ah, vuoi catturare il pedone di 4. Perché Ok. no? Ok, giusto, 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 giusto. Vuoi catturare il pedone di 4. No? Giusto, quindi Ha due giocherai... pedoni per la qualità, il suo problema è che gliene cade. Anzi, torre AD1 penso che sia molto precisa perché se avessimo preso in H6 forse difendeva il pedone in modo più facile. Giusto, bella, bella, bella. Quindi adesso il tuo piano è di giocare poi tipo alfiere 4 per dire. Abbiamo il vantaggio della qualità, no? Che è un Ok. vantaggio qualitativo. Ora dobbiamo avere un vantaggio numerico, dobbiamo fargli cadere tutti i pedoni Ok, uno a tipo uno. alfiere, no? Alfiere. Ok, ok. Ora inizia a essere un massacro. Adesso diciamo, far valere il nostro vantaggio di qualità, Mangiamo tutto adesso. ma c'è tipo qualche strategia da serie scambia i pezzi leggeri o...
Beh, qua sì perché difende di 4, no? Ok, Prima bisogna ridurre, bisogna catturare tutti i pedoni, lui anche indietro di sviluppo. Se sì. potesse giocare torre di 8, alfiere di 7 non starebbe, forse starebbe meglio anche se si organizza, ma è che non si organizza. Va Ok. bene, adesso, Eh, adesso mi alfiere, no? Per forza, io decido quale, no? sì, 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 sì. Entrambe le mosse vanno, allora, alfiere per C6, alfiere per C6, alfiere di 4, quello per D5, alfiere di 5 serve forte, quell'alfiere lì, gioco così. Sì. Prendo questo e gioco cavallo per di qua. Ah, Giochi cavallo, vai, vai, vai. Giochi cavallo? sì, perché se prendi in E5 prendo in B7 Wow. Prendi un B7, poi c'è la torre, prendi anche l'altro. e prendo in A7. Questo dovrebbe essere un massacro. Bella, bella, bella. Troppo bravo. Ah, con la qualità in più sono capaci tutti. Insomma, Poi mi bella. dicevi che forse tra breve potrebbe essere che qualche collaboratore esterno faccia un corso contro la francese, no? Senza svelare ancora chi. Lo spoiler ti dico che è un GM. E, e secondo me, io ho la sensazione che ti consiglierà questa stessa variante. Questa qui della Questo partita? gambetto, sì. Però dico che potrebbe essere interessante che magari gli utenti che stanno vedendo questa partita poi vedranno il corso come. Va bene. Allora, lui ha fatto questa mossa qui. Vuoi fare alfiere? Beh, E fregartene, bellamente. 1 minuto e 50. O terresti. ormai abbiamo detto alfiere, no? Oh, non mi ha mai chiamato così tante persone come quando... Beh, io credo Ah, di perché tu spiegare. pensi che adesso quei due pedoni in realtà sono più importanti. Vabbè, possiamo tenerli, no? Ma tipo, sparo, un torre è una cavolata unica? Non vorrei autoinchiodarmi. Ok. Torre, pedone, torre. Un po' ti autoinchiodi. Adesso facciamo alfiere, buonanotte. Pedone? Ma c'è poco tempo. La faccio Ok, io. ok, vai, vai. Ok. E se ti viene dietro il pedone, fai pedone. No, torre B5. Ok. Andiamo, Vai, vai, vai tu, Andrea, vai tu. andiamo a Ok, prenderli. inchiodatura. Andiamo Vai per cambiare i pezzi, a cambiare i ok. pezzi. Andiamo direttamente. No, non mi hai Ok. fatto entrare No, adesso si va alla carica. Bella, bella. Oh, sono un po' lento, con Sì, questo. perché... Il pedone che Sì. vince. Qui dai la torre, ok. No, no, qua vado. Troppo forte il pedone. Bella, bella, bella. Ah, perché non ti ha mangiato il pedone in 5? Beh, è uguale. È molto poco Cosa tempo. stai pensando? No, nulla. Che siamo lenti purtroppo. Bella, bella.
Uff. Immagini perdere questa per tempo? Abbiamo No. perso. Mi dispiace. È Allora, che purtroppo... ovviamente eravamo lenti con le mosse perché siamo non solo siamo in condivisione, ma Andrea comandava da remoto il mio computer. Esatto, e E quindi... peccato, però ti va di rivederla perché ora al di là di com'è Sì. andata, questa era Perché di solito bellissima. quando gioco dal mio browser posso fare Sì, 30, sì, 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 no, ma 30 sarebbe mosse stata con tutta un un'altra storia, secondo. tutta un'altra Però il storia. problema è che con Zoom oh, Che cosa è successo? non- Ah, ok, 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 scusa. no, Si era il problema è che aperto. con Zoom non riesco a muovere, no? E quindi No, purtroppo no, certo, certo, è certo. lento, un po' lento. Quindi purtroppo qua non siamo riusciti. No, quindi qua ti dicevo, meglio torre E1 qua, secondo la teoria moderna. Che se... Ok. Ok, qua a 3, la 4. No, qua stiamo meglio, no? Ah no, qua ti dicevo, secondo me torre C1, no? Sì, sì, Rischiamo sì, un sì, sì, sacco. ma Qua, senza ombra di infatti, dubbio. sì, qua poi B4, B5, cioè lo Senza ombra di ignoriamo. dubbio, Ma sì. questo deve essere un massacro, cioè lo Sì, spazziamo sì, via. sì, sì, sì. Cioè qua sì, qua c'era questo problema, però dovremmo stare meglio lo stesso, no? Per le debolezze. Qua questa deve essere stravinta, no? Perché qua gli cade il pedone, Bella, cadono tutti i bella. pedoni. Qui è E giocato qua non in c'era, maniera sì, magistrale. Cioè, speriamo come è di... gestito il finale è stato Ad devastante. essere... Beh, alla fine abbiamo perso comunque, però penso che sia più che altro per un motivo di lag, no? Sì. Di connessione. Ma qui ecco Però... Andrea, per esempio, scusa, puoi tornare indietro. Qui, tipo, siamo in questo finale di torri qui, no? No, qua devo giocare F4, no? Per essere completamente Ok, onesto. hai messo la torre in F3 e poi metti la torre in G7. Qual è l'idea di torre G7? Di fargli scacco con l'altra torre, giusto? Ah sì, no, che non può... Cioè, avendo la torre in meno, torre G3, gli andiamo a prendere tutto, no? E su Re H7 vado a prendergli E6, no? Ok. Quindi qua è andata con H4, Il G3 forse abbiamo giocato. sì. Sì, ovviamente Qua... lui ha cercato di evitare il cambio della torre per non darci il qua adesso il gioco. finale di pedoni è vinto, no? Perché... Qui gli hai sacrificato, diciamo, la torre perché sapevi che era già un finale vinto. Eh sì, perché tanto qua c'è il tempo di riserve, prendo io l'opposizione, no? Ok. Si è vinto sempre. Vabbè, adesso anche questo no, è completamente vinta con qualunque mossa, però il punto è che non avevamo lag, no? E quindi si metteva molto per muovere. Bella. Però, no, cioè, si vince con calma. Va bene. Bella, bella, bella. Ragazzi, purtroppo è andata così, però penso sia stata entusiasmante, bella. E niente, eravamo in un territorio per me sconosciuto, la francese, ma io credo che un giocatore, confermami Andrea, che un giocatore completo, anche se non gioca a determinate aperture, poi le debba studiare e bene o male Sì, conoscere. poi le deve conoscere, sì, sì, esatto. Va bene, allora, allora aspettiamo il tuo videocorso sulla francese, così sarà un modo per approfondire. Va bene, perfetto. Va bene, Andrea, grazie mille e grazie a tutti per aver visto il video fino a qui. Alla prossima! Alla prossima, ciao ciao.